Le vicine, messe a sedere sull'uscio, non le badavano più. Stavano quasi tutto il giorno lì, e chi rattoppava panni, chi sceglieva legumi, chi faceva la calza. Insomma, tutte occupate a fare qualche lavoro o a conversare davanti a quelle loro casuppole basse che prendevano luce dall'uscio. L'Ombra del Caos è uno spettacolo di teatro danza imperniato, basato e ispirato alla novella e all'atto unico L'altro figlio di Luigi Pirandello. Perché mia mamma dice che non sono suo figlio. Signor dottore, se lo faccia spiegare dalle donne qui, io non ho tempo da perdere. Certamente, essendo uno spettacolo di teatro danza, non incentra tutto il suo percorso narrativo e drammaturgico sulla parola, ma principalmente sulle musiche e sulle coreografie. E noi tentiamo con questa proposta un po' innovativa del testo tradizionale pirandelliano di offrire al pubblico una versione nuova, una versione che possa magari interessare, stimolare l'attenzione, principalmente basandosi su un tessuto narrativo musicale, ripeto, di straordinario impatto emotivo. Quando abbiamo creato lo spettacolo insieme alla coreografa Silvana Lo Giudice, ci siamo posti questa domanda: come si può trasferire nel movimento corporeo, nelle coreografie, quella che è un'emozione che molte volte la parola ti detta molto più semplicemente e molto più direttamente. È stato uno studio che è durato diverse settimane, per non dire diversi mesi, per capire come attraverso la musica, attraverso quel linguaggio corporeo si potesse trasmettere al pubblico quell'emozione, quel significato di tutti quei sentimenti che sono e di tutte quelle ragioni che sono nel testo pirandelliano. Questo è un testo pirandelliano molto particolare, affonda le radici sì nella tradizione verista della novella verghiana quasi, no? Della storia di questa donna che rifiuta il terzo figlio avuto da una violenza, ma voglio dire è anche un discorso nuovo per la produzione pirandelliana, l'estraneamento dalla realtà, che è qualcosa che poi avverrà in Pirandello in momenti più successivi, più della sua maturità. Io neanche sono degno di nominarla. Ma vorrei sapere che cosa le ho fatto io a questa mamma, perché debba svergognarmi così davanti a tutto il paese. E sono stato molto contento quando con gli organizzatori della provincia, con il dottore Contino e tutti i collaboratori, con Caterina Montalbano e tutti i collaboratori, abbiamo parlato di questa settimana pirandelliana che ricordavo quando si faceva nel Piazzale del Caos anni addietro. Adesso che c'è questo splendido teatro e c'è questa bella intenzione di reiterare questa manifestazione, credo che questa proposta che noi abbiamo fatto di non proporre un testo tradizionale. Io credo che per un grande festival, così come avviene per i grandi festival shakespeariani, oltre agli spettacoli di tradizione o alle messiscene fatte con il metodo classico dei loro spettacoli, forse tentare e cominciare anche una proposta innovativa di fare dei progetti pirandelliani con delle idee nuove possa cominciare a seminare e avere qualche frutto negli anni a venire. Quindi auguro lunga vita a questa settimana pirandelliana, visto il suo ritorno sulle scene agrigentine.